Cari telespettatori, ben ritornati. Ricominciamo con le nostre dirette con lo SPI-CGIL, in questo caso ci sarà anche la CGIL, per parlare di tutte le situazioni che ci sono di vessazione, non di disagio e a volte non, che possono essere risolte con un po' a volte di buona volontà da parte delle istituzioni con i nostri ospiti. Quindi come sempre potete mandare i vostri messaggi, potete scriverci le vostre mail, ma ancora meglio se voi direttamente vi rivolgete alle sedi del sindacato dove vi verranno risolti i problemi. Molti di voi hanno scritto, hanno lasciato messaggi in segreteria, vi ringraziamo della partecipazione. Noi inoltriamo comunque tutte le vostre istanze purché ci venga naturalmente lasciato il numero telefonico, perché molti non ci lasciano la possibilità poi di essere recuperati. Ben ritornata in studio qui con noi Elena Di Gregorio, segretaria generale SPI-CGIL del Veneto, grazie di essere ritornata. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. E grazie anche di essere collegato qui con noi Cristian Ferrari, segretario regionale della CGIL del Veneto. Cristian Ferrari, ben arrivato. Ecco, adesso aspetta che diamo un po' l'audio a Cristian Ferrari, non l'abbiamo sentito, comunque è qui con noi. Chiediamo la regia, proviamo ci sono. Eccolo qua, squillante la sua voce. Buongiorno a tutti. Allora, insieme a voi cominciamo un po' con Elena Di Gregorio, con i pensionati. Facciamo un po' il punto della situazione, io non direi post-Covid, perché ci siamo ancora dentro, siamo con numeri precedenti, quindi non è che sia cambiato tanto, tanti dicono post-Covid magari. Situazione attuale dopo un periodo abbastanza turbolento, eccetera, che riguarda sia gli anziani, poi con Cristian Ferrari facciamo il quadro della situazione lavoratori, perché poi è stato elaborato anche con i dati dell'Istat un quadro dei redditi, delle pensioni eccetera di queste categorie, e sappiamo che percepire una pensione o un reddito da lavoro di un certo tipo anziché un altro ti cambia la vita, ancor più se ci sono delle emergenze. Qual è la situazione, segretaria? Allora, intanto dobbiamo dire insomma, che abbiamo attraversato, cioè è stato un periodo molto pesante per noi tutti come comunità, abbiamo vissuto delle esperienze drammatiche e come dicevi appunto siamo ancora dentro, diciamo, un'esperienza molto impegnativa, molto importante, che impatta in maniera significativa sulla vita delle persone. Direi che questa epidemia, questa pandemia ha colpito in maniera pesante e più significativa proprio la popolazione anziana. E non mi riferisco solo alla quantità di morti, che pure è significativa se noi pensiamo insomma, che più del 40% dei deceduti in Veneto erano ospiti delle case di riposo, quindi c'è stato un vulnus particolare per quanto riguarda la situazione degli anziani ospiti nelle case di riposo, ma poi su questo vorrei ritornare, ma più complessivamente per la situazione degli anziani nella nostra regione. Noi siamo una regione che è molto vecchia, che è un elemento ovviamente positivo, perché cresce il numero degli anziani significa che si vive più a lungo, e questo no, è un elemento da valorizzare. Guardiamo le slide, chiedo dalla regia se mettiamo in onda già le prime appunto slide, che ce l'abbiamo, così ci rendiamo conto di che numeri stiamo parlando, che sono bei numeri insomma. Sono dei numeri parlanti. Noi siamo appunto una delle regioni più longeve in Italia, e l'Italia è il secondo paese al mondo per speranza di vita, quindi si vive più a lungo, però non si vive in condizioni di salute. L'allungamento della speranza di vita comporta anche un peggioramento delle condizioni della qualità, e noi avevamo già denunciato prima della pandemia il problema della popolazione anziana, in particolar modo per quelli che sono i grandi vecchi, perché noi abbiamo un numero di over 65 che sono definiti gli anziani, che è molto significativo e in crescita, ma abbiamo anche le persone che hanno più di 80 anni, che sono sempre di più, e 3/4 di queste sono donne, e c'è il problema drammatico della solitudine di queste persone e della qualità dell'assistenza, quindi anche della dimensione sociale. Erano temi che noi avevamo posto all'attenzione della Regione, perché pensiamo che una società civile debba interrogarsi su dove sta andando
no? Quali sono le prospettive di crescita, ma soprattutto di benessere, di qualità della vita dei cittadini che la compongono, che compongono la comunità. Quindi questo invecchiamento della cittadinanza ha, diciamo, ovviamente una serie di conseguenze. È aggravato dal fatto che c'è una denatalità, quindi si fanno meno figli, e questo poi magari, insomma, lo riprenderà Christian, però è lo specchio di un mondo del lavoro che non funziona, perché noi abbiamo lavoro povero, lavoro precario, e i nostri giovani, i nostri figli, i nostri nipoti non arrivano a fine del mese pur lavorando in due, e in questa situazione è difficile aspettarsi che possano guardare con fiducia al futuro e fare figli. Però una società che ha una parte sempre più rilevante di anziani, dove non si fanno figli, dove la parte che lavora è sempre più debole, rischia di implodere, di saltare, cioè non regge più quello che è il welfare, il sistema, diciamo, sociale, di protezione sociale della popolazione. E gli anziani, come dicevo prima, sono quelli che pagano il prezzo più alto rispetto a una non cultura e non attenzione sulle implicazioni demografiche e dell'invecchiamento. Qui mi inserisco, perché ho toccato alcuni temi che vanno approfonditi anche relativamente al mondo del lavoro, così andiamo pari passo con le due questioni. Cristian Ferrari, la segretaria sottolineava un aspetto molto importante: il mondo del lavoro che non funziona, perché se non funziona il mondo del lavoro ci troveremo poi un domani, scongiuri facendo, degli pensionati che non avranno possibilità veramente di essere tali o in condizioni neanche immaginabili, perché la proiezione delle pensioni degli attuali, tra virgolette, giovani, quelli che lavorano, è veramente sconcertante. Dai dati che avete elaborato, che cosa emerge, allacciandoci a quanto diceva la segretaria? Ma io intanto voglio sottolineare come i dati che venivano dati prima rappresentano plasticamente una situazione di Veneto, vale anche per l'Italia, ma vale soprattutto per la nostra regione, che ha una prospettiva di declino strutturale. Noi abbiamo di fronte tre grandi sfide negli anni '20. La rivoluzione tecnologica, la riconversione ecologica. Di questi due aspetti si discute anche molto, si parla nell'opinione pubblica, si parla nella politica, poi magari si fa non molto, però insomma sono due temi molto chiari, squadernati di fronte a tutti. C'è una terza sfida che è esattamente quella che è stata sottolineata prima, la trasformazione demografica, e la foto che quei dati ci danno ci dicono appunto che nella tendenza dei prossimi 10 anni noi rischiamo un declino che poi avrà un impatto non solo sul piano demografico ma sul piano sociale ed economico. Il Veneto invecchia sempre più, il problema vero, altro che immigrati, è un fenomeno crescente di emigrazione che riguarda in particolare i giovani veneti, che ogni anno a migliaia lasciano la nostra regione per l'estero, ma anche e soprattutto per le altre regioni italiane, a cominciare da quelle limitrofe, l'Emilia Romagna, la Lombardia. Già oggi possiamo dire che abbiamo un Veneto poco attrattivo, poco inclusivo per i giovani, e penso che uno dei fattori determinanti sia la crescita esponenziale del lavoro povero e precario, che è letteralmente esploso soprattutto negli ultimi 10 anni, dando a queste giovani generazioni una condizione di bassa qualità professionale, soprattutto di bassi salari e di poche prospettive, il che spiega perché i nostri ragazzi, sui quali investiamo moltissimo, le famiglie, ma anche, se mi permette, il sistema pubblico, pensiamo soltanto all'istruzione, alle carriere di crescita anche universitaria, questo capitale umano, un termine che non mi piace ma per rendere l'idea, poi lo lasciamo andare via e lo regaliamo, per così dire, ad altri territori. Il combinato disposto dell'invecchiamento, di questa emigrazione, con il crollo della natalità degli ultimi 10 anni che veniva sottolineato prima, pone davvero un'incognita, una domanda che la politica e la società veneta devono affrontare oggi, prima che sia troppo tardi. La dico così: nel 2030 il sistema veneto sarà sostenibile con 518.000 giovani under 14 e 1.350.000 over 65. Riusciranno a tenere il welfare, il mercato del lavoro, la stessa solidarietà intergenerazionale?
sociale? La risposta alle tendenze, alle condizioni attuali è evidentemente no. Ognuno di questi problemi necessita di una risposta. L'invecchiamento, che in sé è una cosa positiva, ma esprime anche dei bisogni crescenti a cui va data una risposta in termini di servizi pubblici. La denatalità, mi viene da dire, non solo bonus e assegni, ma anche qui soprattutto servizi, a partire dalla scuola per l'infanzia, a partire dagli asili nido, a partire da politiche di sostegno all'occupazione femminile, l'emigrazione dei giovani, e qui la dico con uno slogan, ma è una grande realtà: lavoro, lavoro, lavoro di qualità. Penso che questa sia una sfida a cui la politica, se si alza dalla polemica quotidiana e dalla facile propaganda, debba misurarsi anche in termini di prossima consigliatura. Assolutamente, Cristian Ferrari. Segretaria Di Gregorio, vediamo le altre due slide, nel frattempo chiedo alla regia se ce le possono mettere in onda. Popolazione in Veneto, perché indica l'indice di invecchiamento di cui si stava parlando e l'indice di dipendenza strutturale, cioè il rapporto tra popolazione in età non attiva, 0-14 anni, 65 anni e più, e popolazione in età attiva, perché ci possiamo riallacciare a quanto diceva Cristian Ferrari. Ma infatti, allora, il tema appunto è la sostenibilità, però appunto, come ricordava anche Cristian, noi abbiamo bisogno, insomma, che ci sia una politica nella nostra regione che cominci ad affrontare concretamente i problemi che ci sono, e i problemi che vengono posti dall'invecchiamento della popolazione, io credo, insomma, che necessitano di attenzione. C'è un tema di dignità. La cosa che noi abbiamo vissuto in questo periodo, che è stata drammatico, è la sensazione, la percezione molto palpabile che ci fossero delle morti accettabili e delle morti non accettabili. Quindi è inaccettabile la morte del giovane, e invece la morte dell'anziano tutto sommato è un qualcosa di, che poteva essere messo in conto. Questa cosa non è degna di una società civile, quindi sentirsi, abbiamo proprio sentito sulla nostra pelle, proprio un vissuto molto intimo, molto forte ma diffuso, di essere un peso per la società, di essere un vuoto a perdere, di essere un qualcosa che è residuale, non ha priorità nel pensiero e nella dimensione pubblica. E io dico, insomma, che i ritardi che ci sono stati, per esempio nell'affrontare le conseguenze della pandemia nelle case di riposo, denunciano questo tipo di atteggiamento, perché appunto si sapeva, le case di riposo sono inevitabilmente un luogo che rischia di essere un focolaio, insomma, basta che... E invece non si è ritardato, non si è affrontato con la necessaria determinazione, forza e con gli strumenti che pure erano a disposizione, e questo ha comportato grandissimi problemi. Allora, io prendo in prestito le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al cimitero monumentale di Bergamo. Lui dice abbiamo il dovere della memoria, di ricordare cosa è successo, per analizzare seriamente e per evitare di ripetere gli errori che ci sono stati. Errori ce ne sono stati anche nella nostra regione, e noi abbiamo proprio il dovere, ma lo avvertiamo come sindacato che rappresenta la popolazione anziana e i pensionati, di batterci e di pretendere dalla politica e dalle istituzioni che vengono affrontate non in maniera emergenziale, ma adesso e preventivamente, anche rispetto all'autunno, le preoccupazioni che abbiamo rispetto alla stagione e al rischio, insomma, di un aggravamento della situazione, che vengono affrontati i problemi che sono emersi con chiarezza e con radicalità con la pandemia, che erano problemi che noi avevamo già denunciato. E li vogliamo, adesso li ricordiamo di nuovo. Andiamo prima in pubblicità, perché ci sono problemi sia per quanto riguarda grossissimi, di cui abbiamo parlato una marea di volte, credo anni ormai andiamo avanti, però vanno ripetuti, perché il nuovo costituirsi di un nuovo governo regionale è bene che tenga presente questo, ma anche per il mondo dei lavoratori, per cui dopo sentiremo anche le istanze del segretario. Pubblicità, pochi secondi, ma restate con noi, e poi se voi avete delle istanze, delle ulteriori domande oltre quelle richieste da fare più che altro a chi poi, alla politica che ci sarà tra pochi giorni con le nuove elezioni, fatele, quindi possono essere di spunto. Tra poco. Bene.